Questo programma vi è offerto da Onoranze Funebri Amadeus. Buonasera e ben trovati a Meteo Weekend. Prima di vedere l'argomento della serata andiamo invece subito a dare un'occhiata al tempo in corso e poi più tardi parleremo di quello che farà. Vediamo allora la prima carta che ci mostra la situazione attuale. Vedete che a ovest comincia ad avvicinarsi delle precipitazioni. In realtà anche da noi c'è stata qualche pioggia piuttosto debole oggi, qua e là, e le nubi naturalmente, c'è umidità che sta arrivando, anticipa un fronte piuttosto intenso che ci interesserà proprio nella giornata di sabato, ma ne parliamo dopo. Intanto le temperature che hanno oscillato tra 7 e 11 gradi, sulla costa siamo arrivati però fino a 14, lo zero termico sale 2450 metri e se vediamo proprio il radiosondaggio, cioè la prossima carta, eccolo qua, notiamo le due linee molto vicine fino ai 3500 metri di quota. Questo significa, vedete la parte bassa, le due linee sono molto vicine, questo vuol dire che c'è tanta umidità dal suolo praticamente fino a oltre i 3000 metri. Questo è il segno di correnti meridionali che stanno anticipando questa perturbazione di cui vi parlavo. Finiamo, eccola qui, la vediamo bene proprio in questa immagine, il fronte, qui è riferito alle ore 1 della prossima notte praticamente, e vedete questo fronte che sarà tra l'altro caratterizzato da forti venti meridionali, che porterà al peggioramento. Ne parliamo naturalmente più ampiamente nel corso delle previsioni del tempo. Adesso partiamo con il video, che è il breve video che ci introduce all'argomento della serata. Eccoci qua, avete visto immagini di natura, di animali. In realtà questa sera, anche dopo alcuni fatti che sono finiti sui giornali in regione ma anche fuori, ci sono stati episodi di quello che chiamiamo bracconaggio, comunque attività di caccia non legale, fatti che sono balzati appunto agli onori delle cronache. Parleremo proprio di questo stasera, affrontiamo questo tema, un po' il rapporto tra il nostro ambiente, il nostro territorio, l'attività venatoria e invece questi episodi che hanno molto meno a che fare con la regolare attività venatoria, e lo faremo con gli ospiti che vi presento subito. Abbiamo con noi l'ispettore del Corpo Forestale Regionale Dario Di Gallo. Buonasera Dario. Poi abbiamo Nicoletta Perco, naturalista, referente italiana del progetto LIFE per la reintroduzione in Europa dell'ibis eremita. Buonasera anche a te Nicoletta. E per finire Paolo Viezzi, presidente regionale di Federcaccia. Quindi buonasera. Abbiamo un po' tutti gli esperti che ci servono per fare una panoramica ampia e anche ben fatta, corretta su questo argomento. Tra l'altro avremo anche il contributo di Andrea Beltrame, il presidente del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, un contributo registrato che andrà in onda più avanti nel corso della trasmissione. Io inizierei proprio dall'ispettore Dario Di Gallo perché ci chiarisca intanto qual è la situazione di questa attività, chiamiamo attività illegale di caccia, che è un bracconaggio, come vogliamo chiamarla, sì, nella nostra regione. Magari poi ne parleremo anche a livello nazionale, forse noi siamo anche messi un po' meglio, no? Direi rispetto ad altre zone, però sì.
tu dici com'è anche rispetto a quanto è apparso sulla stampa. Tra l'altro faccio notare che proprio il presidente del parco mi diceva anche noi abbiamo preso dalla stampa, no? Per cui insomma, ecco, qual è la situazione secondo Dunque, voi diciamo dal vostro che, osservatorio? Dal punto di vista così delle strutture che fanno la vigilanza sul territorio, come appunto il personale del Corpo Forestale regionale, la situazione in generale, diciamo, in questi anni ha visto sicuramente un miglioramento dal punto di vista del comportamento generale, perché si vedono i risultati di molti anni di educazione, di discorsi sulla crescita culturale, di chi ha, come dire, a che fare con la fauna, per cui è interessato alla caccia e alla sua tradizione. E, per cui posso dire di aver assistito negli anni a questo notevole miglioramento per quanto riguarda appunto gli atteggiamenti che vediamo sul campo poi nei momenti del controllo che noi effettuiamo, diciamo, nei confronti appunto del mondo venatorio. Sicuramente però persistono, diciamo, comunque ancora delle sacche in cui si annidano, diciamo, degli atteggiamenti culturalmente, diciamo, vecchi, diciamo, che avrebbero bisogno di essere ormai, come dire, chiusi completamente, superati. È una questione proprio generazionale, culturale, ci vuole del tempo. La strada intrapresa sicuramente è quella di una crescita da questo punto di vista. È un fenomeno che però è ancora presente e vediamo appunto i risultati da questo punto di vista. Sicuramente per quanto riguarda la complessità dei, come dire, dei controlli, questi vengono svolti in maniera sistematica sia nelle aree protette che nel territorio normale della nostra regione, e questo però richiede, diciamo, comunque un secondo tipo di lavoro, cioè l'educazione, la crescita culturale, perché è questo che porterà sicuramente a un passaggio ulteriore ad un atteggiamento diverso verso questo argomento. Ecco, tra l'altro non stiamo ancora parlando delle specie protette, ma parlando proprio in generale della fauna della nostra regione. Leggevo proprio del mondo venatorio che si lamentava del fatto che in alcune zone c'era un calo della popolazione. Ecco, questo sì. È vero? Possono aver inciso questi comportamenti o è un fatto? Ma diciamo che localmente possono verificarsi delle situazioni puntuali in cui questi fenomeni possono aver inciso in maniera significativa su una popolazione locale, ma diciamo che globalmente noi in regione ci troviamo in una situazione faunistica estremamente interessante e positiva. Io ricordo 2 anni fa abbiamo fatto con un esperto, collega valdostano, che trattava il problema della rogna sarcoptica sugli esemplari di stambecco in parco, e lui, quando ha visto il nostro territorio, ha visto la concentrazione di animali che avevamo all'interno del parco, era rimasto esterrefatto dalla quantità di fauna che avevamo presente nel nostro territorio. Ecco, come ti dicevo, però localmente poi possono verificarsi queste situazioni in cui, diciamo, questi nuclei di, come dire, di persone che hanno questi atteggiamenti possono creare delle situazioni, ecco, diciamo... Ma secondo il vostro punto di vista, questi atteggiamenti cosa sono? Diciamo, puramente di natura di sfruttamento economico? Cioè, che cosa c'è dietro questo? Beh, è un atteggiamento complesso, nel senso che sicuramente la caccia ha come dire, nel nostro retaggio, nel retaggio culturale delle persone che la perseguono, è collegata molto nel profondo, credo, di queste persone, nella mente, nella tradizione. La caccia una volta era una necessità, per cui rimane un istinto
come dire, predatorio, quasi profondo, no? Per cui diciamo, permangono degli atteggiamenti legati a queste necessità molto, molto vere, istintive, no? È chiaro che adesso i tempi sono cambiati e vuol dire che questi atteggiamenti andrebbero cambiati, andrebbero rivisti e bisognerebbe crescere e capire che l'ambiente per noi è una, come dire, è una cosa importantissima nella nostra vita, è fondamentale mantenere un atteggiamento cosciente, responsabile rispetto all'ambiente e questo lo si vede. Per esempio noi quest'anno, per esempio nella giurisdizione dove lavoro io, abbiamo instaurato un rapporto di eccellente collaborazione con la riserva di caccia e facciamo spesso delle uscite insieme ai ragazzi delle scuole, con i cacciatori della zona, e per far conoscere ai ragazzi la bellezza dell'ambiente che li circonda. E noi descriviamo l'ambiente dal punto di vista della vegetazione, gli amici cacciatori parlano degli animali, della caccia, della loro tradizione, di come questa può essere nobile e, come dire, rispettabile se fatta in certi modi. E ecco, questo è crescita, questo è creare nelle generazioni future una coscienza nuova, ecco, dell'ambiente che ci sta intorno e che ci dà la vita praticamente. Ecco. Per concludere questo primo intervento, per la vigilanza sul territorio siete in numero sufficiente? È auspicabile proprio un aiuto anche da parte del mondo venatorio, no? in questa sorta di vigilanza? E poi eventualmente quali sono le aree un po' con maggiore criticità nella nostra regione per quanto riguarda la caccia illegale? Ma diciamo che comunque il numero di personale che è dislocato sul territorio in questo momento in cui anche gli ex guardia caccia delle province sono confluiti nel corpo forestale regionale, i numeri sono sicuramente adeguati. Sicuramente. Ecco, forse è necessario che questo settore venga, come dire, un po' messo a punto, ecco, proprio in questa fusione che c'è stata adesso tra le due strutture, sicuramente ci sarà bisogno di armonizzare un po' le attività. E complessivamente comunque diciamo che la situazione da questo punto di vista è buona. Come dicevo prima, quello che deve crescere è adesso la formazione, no? Quello che si può fare per creare una situazione migliore nel futuro. Sì. Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, rientriamo con le previsioni del tempo. A tra poco. Eccoci qui pronti per le previsioni del tempo, ma prima un'informazione, ci tengo, domani, sabato 19, c'è la conferenza annuale organizzata dall'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia, conferenza di meteorologia e clima, il titolo è Clima Rewind perché fa seguito alla conferenza europea sul clima che c'è stata a settembre. Niente, quindi l'invito a tutti, perché è libero, l'ingresso è libero, è a partecipare ad Aquileia, nella sala consigliare del comune in piazza Garibaldi, quindi sala consigliare del comune di Aquileia. Domani a partire dalle ore 9, l'apertura dei lavori, si parlerà di clima, guardate in questo periodo abbiamo l'Artico da un mese con anomalie termiche spaventose, quasi 20 gradi, per cui ci sono esperti che parleranno di quello, ci si potrà confrontare direttamente con loro, per cui un appuntamento che vi invito a non perdere, tanto domani pioverà e adesso vediamo appunto le previsioni del tempo, cominciamo dalla carta eccola qui che abbiamo visto prima con il fronte che sta entrando, osservate proprio, questa è l'una della prossima notte, diciamo, il fronte entra e per tutta la giornata di domani interesserà la regione. Poi seguirà un temporaneo parziale miglioramento, ma sempre sotto il segno delle correnti meridionali umide e piuttosto miti. Cominciamo a vedere allora le previsioni per domani. Un cielo coperto, pioggia ovunque, piogge diffuse, abbondanti ma anche intense sul settore centro-orientale, molto intense sulle prealpi Giulie che fanno sempre il pieno in questi casi, vedete i venti meridionali che soffieranno ben sostenuti sulla costa, anzi tra Lignano e Grado raffiche fino a 60-80 km/h, per cui possibilità anche di qualche mareggiata.
Neve, ho messo qualche fiocchetto per farvelo vedere, ma nevicherà molto in alto, sopra i 2000 metri, per cui si tratterà naturalmente solo di apporti in alta quota. Per quanto riguarda le temperature sono in aumento fino a 17 gradi sulla costa con questi venti meridionali. Dicevo, vediamo la domenica, c'è un parziale miglioramento, ecco qui tra la notte e la mattina ancora delle piogge, poi la mattina forse qualche residuo fenomeno sulle Alpi Prealpi Carniche e sulla Venezia Giulia, poi andiamo così verso una variabilità, anche se il clima sarà comunque umido, con foschie, qualche nebbia anche nelle ore più fredde, nella notte e la prima mattina, poi un cielo che si aprirà parzialmente, soprattutto sulle zone centro-occidentali della regione. Temperature cambiano poco, lo zero termico intorno ai 2500 metri, quindi insomma l'aria è quella, venti deboli, cessa se non altro questo vento di ostro da sud che sabato si farà sentire. Vediamo avanti, qui l'occhio sul Triveneto velocemente e con la pioggia su tutte le zone, diciamo che dove pioverà di più è la nostra regione, anche con la vicina Slovenia dove pioverà meno, sul Trentino Alto Adige, comunque piogge, acqua per tutti come si dice. Vediamo poi la domenica, c'è questa variabilità, addensamenti più o meno intensi qua e là, le foschie, le nebbie sulle zone di pianura del Veneto e in parte anche da noi. Ma andiamo a vedere la questione vento e mare. Ecco, questo è sabato, vedete, i vettori sono rossi, vuol dire che possiamo avere oltre 40 km orari di media, ma raffiche anche tra i 60 e gli 80, come dicevo, lungo le coste, in particolare sulle zone centro-occidentali della nostra linea di costa. Venti dappertutto sostenuti, un po' meno sul Golfo del Quarnero. Andiamo a vedere la giornata successiva, dicendo che naturalmente il mare in questo caso è molto mosso, e invece qui si calmano i venti. Domenica sono prevalentemente occidentali, ma vedete hanno componenti di variabilità sulle zone settentrionali del bacino. Il mare si calma, ma vediamo cosa potrà accadere la settimana prossima. Qui siamo a mercoledì prossimo. Osservate una bella cellula di alta pressione sulla Russia, il Mar Nero, però noi saremo invece, questa almeno è la tendenza, sotto il tiro di quel flusso meridionale collegato alla depressione, a saccatura, che ha i suoi minimi più meridionali sulla penisola iberica. Quindi un richiamo di correnti umide che non ci dice bene, ci sarà ancora nuvolosità e ancora anche delle piogge, un po' a fasi alterne però. Passiamo agli scenari di lungo termine. E andiamo verso la fine, adesso gli spaghetti, dovrebbe arrivare la carta con gli spaghetti. Intanto vi racconto che permarrà questa situazione, eccola qua, permarrà questa situazione di tempo umido e relativamente mite. Se prendete il grafico più in alto vedete proprio che tutti gli scenari, quei fasci di scenari sopra la linea rossa indicano che avremo temperature al di sopra della media. E per quanto riguarda le precipitazioni, a parte il grande picco di sabato, poi così un'alternanza, ma una fase comunque umida, piovosa e anche con foschie e nebbie. Vediamo allora i due riepiloghi conclusivi. Ecco qua lunedì molto nuvoloso, foschie e nebbie su pianura e costa, qualche debole pioggia, un po' meglio sulle Alpi, e invece tra martedì e mercoledì questo cielo molto nuvoloso, anche coperto, con la possibilità di piogge e neve a quote molto elevate. Ultimo pannello, questa situazione la possiamo considerare almeno fino a venerdì, forse ancora sabato della nuvolosità, e poi chissà, lì andiamo veramente nel lungo termine, un possibile miglioramento domenica. Come vedete però è cambiato molto il quadro termico, non c'è più il freddo della scorsa settimana, qui viaggiamo di nuovo su temperature piuttosto elevate, nonostante tra l'altro la copertura del cielo. Col tempo è tutto, e per quanto riguarda le previsioni meteo vi do appuntamento a ore 7 da lunedì mattina presto, e torniamo invece a parlare con i nostri ospiti. Ora parliamo con Nicoletta Perco perché cominciamo a accennare al discorso delle specie protette un pochino, no? Quali possono essere i danni del bracconaggio. Tu tra l'altro avevi postato un qualcosa relativo a quanto accaduto nel Bresciano, riguardava un ibis eremita, poi avremo modo di parlare anche più diffusamente di questo progetto a cui partecipi, anzi sei rappresentante qua per l'Italia. Ecco, quali possono essere i danni, qual è il lavoro di monitoraggio che fate? Sì, allora
Diciamo che nella nostra regione ci sono alcuni progetti appunto di reintroduzione, come il progetto Grifone, il progetto di reintroduzione della cicogna bianca, o anche il progetto appunto nato, ormai sono progetti già ben avviati, anche il progetto di reintroduzione dell'oca selvatica, che per la verità fortunatamente bisogna dire che nella nostra regione non si sono registrati danni dovuti appunto ad abbattimenti illegali, quindi insomma al bracconaggio. Purtroppo forse questo avviene maggiormente appunto in altre regioni. E infatti io mi occupo appunto, come avremo occasione di parlare magari di più in seguito, comunque di questo progetto per la reintroduzione dell'ibis eremita. Poi invece è un'aquila di mare che mi hai spedito. Sì, esatto, questa è un'aquila di mare, una specie, tra l'altro questa foto è stata fatta proprio in questi giorni da Silvano Candotto, che lavora presso la riserva naturale della Foce dell'Isonzo, qui delle oche lombardelle e l'ibis eremita. Per quanto riguarda l'aquila di mare, questa è una specie che si auspica ritorni a far parte dell'avifauna italiana, anche proprio come specie nidificante, ma è un po' difficile, diciamo, perché purtroppo effettivamente è possibile che venga ancora abbattuta. Cioè tu dici non qui, ma no, anche da noi, insomma, qualche soggetto, se arriva, è possibile che venga comunque abbattuto. E quindi da questo punto di vista bisogna appunto, come diceva il dottor Di Gallo, appunto educare insomma le persone e fare un discorso appunto rivolto anche proprio al mondo venatorio per far capire insomma che è importante ovviamente rispettare queste specie e far sì che tornino anche nei nostri cieli. E questo è un lavoro che noi stiamo facendo soprattutto appunto col progetto dell'ibis eremita, quindi cerchiamo di rivolgerci al mondo venatorio e di chiedere anche proprio la collaborazione, sì, perché sì, in realtà i cacciatori... Magari anche per il monitoraggio stesso. Sì, certo, per il monitoraggio e poi perché insomma i cacciatori sono sul territorio e quindi possono effettivamente vedere cose che spesso agli altri insomma sfuggono, quindi anche dal punto di vista del monitoraggio sono fondamentali. Qui vedevo le cicogne, Nicoletta, sì. Mi veniva in mente anche quanto accade ogni tanto sul Mediterraneo, no? Cioè nel senso tra il nostro sud, l'isola di Malta, insomma, esatto, dove c'è parecchio, ci sono parecchie criticità invece in quel... Sì, infatti diciamo che le cicogne, fortunatamente come dicevo qui in regione insomma non ci sono dati, almeno io non sono a conoscenza insomma di dati di abbattimenti, ma purtroppo mentre migrano per andare in Africa sono stati abbattuti dei soggetti e alcuni di questi inanellati provenivano proprio dal centro di Fagagna. Purtroppo sì, nell'area di Malta c'è ancora insomma questa attività di bracconaggio molto intensa. Che senso ha, per esempio là a Malta? Cioè, qual è il senso? Perché è commestibile la cicogna? Potenzialmente sì, credo che tutta l'avifauna, insomma, tutti gli animali quasi siano commestibili, però sì, come si parlava prima, credo che sia proprio una questione di tradizione difficile da eradicare, insomma. Io quest'anno proprio nell'ambito del progetto dell'ibis eremita ho avuto l'occasione di andare a diverse fiere dedicate al mondo venatorio per cercare di sensibilizzare e di informare anche semplicemente i cacciatori sulla presenza di questa specie, perché in realtà molti magari semplicemente non lo sanno, essendo una novità praticamente. E ho avuto l'occasione insomma di parlare anche con alcune persone che magari con una battuta allontanandosi sì, magari ammettevano insomma che effettivamente se vedono anche un rapace forse lo abbatterebbero, insomma così per un senso di, non di necessità credo, sì, ma proprio bene, per un altro aspetto, certo. Sì, un altro aspetto, vi accennava insomma. prima anche Dario Di Gallo. Credo che dobbiamo dire qualcosa sul
saturnismo, preferisci dirlo ora? Perché Ma- no, è un problema non da poco quello lì. Sì, diciamo che appunto, forse, al di insomma, là degli abbattimenti. Appunto, diciamo che il problema del bracconaggio nella nostra regione in realtà, soprattutto per quanto riguarda l'avifauna, forse è abbastanza limitato. Adesso io in realtà non ho i dati certi, magari bisognerebbe andare a chiedere anche ai centri recupero e così via, però mi risulta insomma che ci siano alcuni problemi per quanto riguarda l'avvelenamento da piombo e quindi appunto il saturnismo, quindi alcune specie possono, per esempio pensiamo ai cigni o agli anatidi, prelevare proprio dal fondale della laguna, naturalmente preleverebbero dei sassolini, spesso questi vengono sostituiti con i pallini da caccia che permangono nei sedimenti, proprio per facilitare la loro digestione. E accumulandone molti, alla fine appunto si avvelenano, rimangono avvelenati. Diciamo, il classico avvelenamento Sì, da piombo. è avvelenamento da piombo, esattamente. E effettivamente ci sono stati alcuni casi proprio recenti, come un cigno minore che era presente alla riserva della Foce dell'Isonzo più o meno nel mese di febbraio-marzo. Si vedeva che non stava bene, poi è stato recuperato e analizzato dal dottor Pesaro e insomma si è visto che purtroppo era affetto da saturnismo, quindi in realtà può incidere appunto magari anche su specie rare e accidentali, perché il cigno minore è una specie che da noi si osserva veramente di rado. Ecco, magari poi, siccome so che esistono anche delle munizioni alternative, parleremo tra poco anche con Viezi di questo. Ricordo solo che alcune delle immagini che avete visto sono di Marco Favalli, bellissime immagini di fauna che ha girato lui, naturalmente lo ricordiamo. Io mi fermo, andiamo in pubblicità, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio con Meteo Weekend, ora parliamo con Paolo Viezi, presidente regionale di Federcaccia, e a lui chiederei proprio inizialmente di farci una panoramica proprio sul mondo venatorio, calendari, come funziona, come vi gestite e un po' qual è il vostro rapporto con l'ambiente, adesso vi ho sentito parlare sotto alcuni punti di vista, qual è il vostro rapporto con l'ambiente e un pochino anche questa sorta di controllo, so che la effettuate anche con le riserve, nelle riserve, come vi gestite in questo senso? Sì, diciamo che l'organizzazione per la gestione venatoria, che si accompagna alla gestione faunistica che compete peraltro alla Regione, in Friuli Venezia Giulia ha una costruzione diversa rispetto a quasi tutto il resto d'Italia e lo è da ormai più di 40 anni. Siamo stati antesignani, se vogliamo, anche delle riforme che poi sono state fatte a livello nazionale. Da noi esistono le riserve di caccia e i cacciatori sono assegnati a queste riserve di caccia e possono cacciare solo all'interno di questo ristretto territorio, quindi non vi è la cosiddetta, diciamo, migrazione venatoria, che è uno dei fenomeni che hanno spesso dato problemi e che in altre regioni è un problema che non è stato risolto. Quindi questo, oltre, diciamo, a distendere sul territorio la pressione venatoria e quindi a renderlo in qualche modo uniforme, ha anche fatto sì che il cacciatore sia il primo interessato alla conservazione, perché se quello è il contesto nel quale devo esercitare la caccia, qualora avessi l'intenzione di fare tabula rasa, mi toglierei la possibilità di esercitare l'attività venatoria. Ma questo banalissimo diciamo, ragionamento, che in Friuli è stato fatto nel 69 con una legge che, ripeto, è stata considerata una legge di gran spessore, e si sono anticipati i tempi di quella corretta gestione che oggi, diciamo, ha dei frutti che sono stati in qualche misura ricordati, ma che sono assolutamente incontestabili. E il fatto che il cacciatore poi sia collegato al territorio gli consente anche di diventare fonte di fonte di informazione sia per gli organi della regione che devono provvedere alla gestione faunistica, sia per studi e ricerche scientifiche. Tutti i dati sulla consistenza delle specie, chiaramente ed in particolare per le specie cacciabili, ma non solo, vengono forniti dai cacciatori che fanno un'attività di censimento nel corso di tutto l'anno e i dati sono sempre più rispondenti alla realtà. Questo consente di fare una pianificazione, cioè di prevedere
se una specie è in difficoltà e quindi deve essere conservata in maniera più puntuale rispetto ad un'altra, che sono stati utilizzati e sono anche pubblicati sui siti della Regione. Quindi se oggi fosse possibile proiettare i dati delle consistenze delle specie cacciabili negli ultimi 12 anni, si potrebbe verificare che c'è un incremento costante, quasi al punto di essere arrivati in moltissime zone alla cosiddetta consistenza ottimale, ovvero la capacità maggiore che il territorio ha di tenuta di determinati animali. E questo è senza dubbio il merito principale del mondo venatorio, che ha fatto un po' il paio con quella crescita culturale a cui faceva prima riferimento l'ispettore Di Gallo. Ci sono ancora tutta una serie di resistenze, non tanto nel mondo venatorio, perché devo dire anche i dati che sono stati resi pubblici in questi giorni minimizzano enormemente quello che può essere l'impatto del mondo venatorio su attività che non siano al di fuori della gestione, perché su 5.000 controlli, adesso ripeto quello che è stato detto in documenti ufficiali della Regione, su 5.000 controlli ci sono circa segnalazioni fra denunce di fatti penalmente rilevanti o di sanzioni amministrative, di processi verbali di contestazione, che spesso i processi verbali di contestazione e quindi quella parte nota di illegittimità del comportamento del cacciatore sono legate ad adempimenti formali. In questi giorni altre informazioni sono su erronee segnature, su tesserini venatori, sugli adempimenti burocratici che sono veramente insostenibili, diventati insostenibili. Proprio per quel retaggio che non è del mondo... Come in tutti i campi ormai. Sì, ma spesso andiamo a complicarci la vita, no? In maniera... Inseguendo inseguendo più una necessità emotiva che una necessità reale. Quindi avviene un fatto eclatante, ed è una caratteristica del nostro Stato, avviene un fatto eclatante, da quello si fa discendere la necessità di una regolamentazione generale, quando in realtà il bisogno non c'è. Quindi si va a complicare la vita a tutti gli altri 99 che erano naturalmente ottemperanti alle norme. Quindi moltissime di quelle che sono state le prescrizioni, gli obblighi che sono stati imposti ai cacciatori in realtà poi hanno determinato una difficoltà di orientamento proprio sull'aspetto burocratico, non quello sulla gestione della fauna, sulla collaborazione con il sistema per ottimizzare la fauna. Ecco, in questo una crescita culturale ci dovrebbe essere da parte sia dell'amministrazione, sia di chi poi in realtà opera il controllo, sia soprattutto da parte della politica, ma non chiamata in senso astratto della politica, perché deve farsi in qualche modo conoscitrice esatta del problema e interprete di quella che è la soluzione normativa per rendere più facile Ma quindi chi sono queste persone che fanno parte, sono tangenti, sono fuori, magari anche fuori, perché si sente parlare di traffici anche di armi a volte non regolari. Sì, adesso fare un ragionamento sulle notizie di giornale, sì, anche professionalmente, chiaramente mi sono reso conto che spesso si fanno discussioni su cose che poi non corrispondono in realtà alla necessità, alla necessità di discuterle. E diciamo che il mondo venatorio non è di per sé avulso da quelle che sono le proporzioni di legalità di qualunque altro contesto. Devo dire, anzi, che proprio per esperienza personale credo che il mondo venatorio, per il tipo di controllo che ha a tutti i livelli, anche nel momento del rilascio del porto d'armi, è talmente pregnante da renderla una categoria particolarmente rispettosa. Per necessità, perché il cosiddetto affidamento nell'uso delle armi, che è una valutazione discrezionale che fa la pubblica amministrazione, prefettura o questura, può portare alla revoca anche per fatti che non sono riferibili ad una violazione specifica, ma semplicemente perché la condotta di vita, così come riferita dagli organi, è una condotta di vita non compatibile con la detenzione dell'arma. Quindi il rispetto deve essere ancora più importante. Quindi quasi un po' un'etica anche di vita anche perché si ha un'arma e quindi chiaramente non è... E sempre per esperienza e anche per la lettura di alcuni dati statistici, in realtà l'illegalità nel contesto del prelievo della fauna selvatica sta al di fuori del mondo venatorio. Quello che si tende a definire bracconaggio genericamente, che purtroppo spesso si accompagna al concetto di attività venatoria, purtroppo poi mettendo in cattiva luce un'attività
un'attività invece correttamente eseguita, bracconaggio che è svolto da chiunque, cioè quando c'è un possibile interesse economico, quell'interesse economico genera un profilo di illegalità. Perfetto, torneremo a parlare naturalmente con Paolo Viezzi, però vi avevo detto che siamo andati ad ascoltare anche Andrea Beltrame, il presidente del Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Sentiamo, perché c'è stata un'iniziativa che anche in questo senso è importante. Sentiamo. Come parco siamo venuti a conoscenza dell'evento di bracconaggio attraverso la stampa locale e subito ci siamo attivati per capire quali erano le zone, quali erano come possiamo dire, le aree dove questo evento è successo. Sempre leggendo sulla stampa, perché ancora noi non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte degli organi preposti, abbiamo visto che diciamo, ci poteva essere un intervento di bracconaggio fatto all'interno del parco, visto che l'area interessata è l'area della Venzonassa, quindi si poteva ipotizzare un evento all'interno del parco. Quindi ne abbiamo discusso al direttivo e il direttivo in maniera unanime ha convenuto che il parco doveva ed era moralmente, obbligatoriamente fattibile costituirsi in parte civile. Quindi da parte del direttivo ho avuto il mandato che qualora si accertasse che l'evento sia stato perpetrato all'interno del parco, il parco si costituiva parte civile. Al di là di questo però c'è un ragionamento più ampio da fare, perché l'elemento del bracconaggio danneggia logicamente tutta la nostra area, non solo l'area del parco, ma anche l'area che interessa i 6 comuni del parco. Noi siamo, assieme ad altri enti, siamo i tutori della salvaguardia della biodiversità all'interno del parco, quindi questo ci dà anche l'obbligo morale di intervenire su queste questioni. Un'altra questione che voglio sottolineare è il fatto anche che, sempre leggendo sulla stampa, per la prima volta le riserve di caccia del distretto venatorio si costituisce parte civile. Questo è un elemento molto importante, è un'inversione di tendenza da parte degli organismi della caccia, perché uno dei fenomeni diciamo, che sono culturalmente anche non dico tollerati, ma visti non con un occhio critico, è quello del bracconaggio all'interno delle nostre aree. Quindi questa presa di posizione da parte delle riserve di caccia è molto importante per isolare di fatto quei cacciatori e non che sono all'interno di questo evento. Questo è molto importante, è importantissimo, perché uno degli elementi, come dicevo prima, un elemento anche culturale nelle nostre aree. Sì, si dice va bene il bracconaggio, ma cosa vuoi che facciano? Non è niente, vanno lì, no, si usa un termine anche qualche volta così culturalmente non dispregiativo di queste azioni. Ma da quello che emerge nella stampa effettivamente emerge che questo tipo di bracconaggio era, chiamiamolo a livello, uso un termine fra virgolette industriale, perché effettivamente gli animali, la fauna prelevata era importante, veniva non utilizzata, non so, per una cena fra amici, ma veniva utilizzata come aspetto economico, veniva venduta da quello che si legge in tutto il Triveneto, e quindi questo è un fenomeno molto negativo. Quindi se non si ferma
questo tipo di fenomeno si può innescare un meccanismo come posso dire, di sfruttamento di quello che è le riserve di caccia, ma non solo, ma anche il polmone che i parchi fanno per la costituzione di elementi faunistici, quindi questo è molto pericoloso, quindi ben venga la presa di posizione dei cacciatori e ben venga, diciamo, tutto quello che la stampa, anche ho visto in altri giornali, si sta creando attorno a questo tipo di bracconaggio. Eccoci qua, ora andiamo in pubblicità e ci sarà modo anche di parlare di quello che ha detto il Presidente del Parco delle Prealpi Giulie. Volevo solo ricordare immagini bellissime che avete visto di Ivo Pecile e di Marco Favalli. Io vi lascio per qualche minuto e poi ci rivediamo per l'ultima parte di Meteo Weekend. Ben ritrovati con l'ultima parte di Meteo Weekend. Dunque rientriamo sul discorso un pochino del controllo con l'ispettore Di Gallo. Ne ha accennato già nel suo primo intervento, mi piacerebbe che ora ampliasse un po' il concetto di monitoraggio del territorio, come viene eseguito, diciamo e anche quali sono queste azioni di sensibilizzazione a livello culturale di cui si parlava. Poi magari si può anche dire qualcosa su cosa aspetta a chi in qualche modo si macchia di episodi naturalmente illegali, di cose illegali. Beh, intanto questi sono dei reati, diciamo, dobbiamo classificarli come dei reati. Dunque il Corpo Forestale Regionale comunque svolge un'attività di vigilanza sul territorio, come dire, organica e organizzata su tutta la superficie del territorio regionale, in base alle esigenze proprio anche morfologiche del territorio. I servizi vengono organizzati dalle stazioni forestali competenti per aree in maniera tale da distribuire l'attività delle pattuglie in maniera uniforme su tutte le aree di maggiore interesse dal punto di vista in genere naturalistico, ma non solo ovviamente, perché le attività venatorie si svolgono anche in zone promiscue tra aree, diciamo, prettamente naturali con aree di uso agricolo diciamo con una destinazione diversa. Ovviamente le aree a parco o le riserve istituite hanno un trattamento particolare perché queste hanno una maggiore concentrazione ovviamente di fauna e proprio per la loro importanza dal punto di vista della conservazione i servizi sono svolti con un occhio particolare, tant'è che ad esempio il Corpo Forestale qui in Regione per quanto riguarda le aree parco svolge una turnazione proprio specifica che è organizzata ad hoc per le aree protette in collaborazione ovviamente con l'ente parco. E è un servizio che viene svolto da più stazioni forestali. Tutti e due i parchi in realtà. Poi sì, certamente. E poi comunque con le amministrazioni diciamo, che gestiscono le aree protette c'è sempre, come dire, un occhio di riguardo per le condizioni scusate, le immagini che vedete sono relative a varie attività. Perché il Corpo Forestale diciamo, in generale si occupa di tutto quello che riguarda diciamo, l'ambiente naturale, per cui noi andiamo dai rifiuti appunto alla caccia, agli incendi boschivi, ma non ultimo il lavoro che svolgiamo è quello che dicevo prima, è quello di creare delle nuove coscienze, una maggiore conoscenza del territorio, una crescita culturale che favorisce proprio una presa di coscienza, una presa in carico delle persone del bene naturale per fare sentire il bene naturale parte della nostra vita, perché è questo che diciamo, può cambiare il destino di queste situazioni. Certo, i personaggi che sono stati, come dire, fermati dal nostro nucleo specializzato sui problemi della caccia, il NOAVA, abbiamo un nucleo, come dire, di specialisti nel Corpo Forestale che seguono questo argomento.
hanno riscontrato ovviamente la presenza di una situazione veramente, come dire, in questo caso grave, ma come diceva l'avvocato prima, questi non sono cacciatori, questi sono delinquenti, voglio dire. Qui ci troviamo di fronte a una realtà in cui, diciamo, al di fuori non è la piccola furberia, no. Questa è un'organizzazione di tipo criminale praticamente, ecco. È ovvio che, come dicevo prima, è importante che adesso siano i cacciatori stessi a segnalarci queste situazioni, a portarci a conoscenza di persone che hanno degli atteggiamenti poco chiari, poco definiti o addirittura che quando loro si accorgono che ci sono delle situazioni sicuramente non legali, c'è questa collaborazione tra di noi. Torno sempre però a quel discorso di prima, Marco, appunto per crescere, e questa è una delle azioni che svolge il Corpo Forestale, noi cerchiamo di svolgere, soprattutto nelle generazioni dei ragazzi, delle scolaresche, un'attività didattica volta soprattutto a far prendere coscienza del fatto che l'ambiente non è una cosa lontana da noi, ma è parte della nostra vita, anzi è un elemento fondante per noi, per mantenere una qualità di vita elevata. E anche un bene di tutti, nel senso che certo, giustamente è casa nostra, spazio no? per chi caccia, c'è spazio per chi fa altro. L'ambiente è casa nostra, dobbiamo conviverci tutti, se vogliamo starci bene. Ecco, il problema sicuramente è che, diciamo, si diceva prima, la nostra concentrazione nell'ambiente è molto elevata, la nostra pressione che svolgiamo nei confronti dell'ambiente è molto elevata. Ecco che gli interessi... Sì, già con l'attività normale, diciamo, la nostra pressione è estremamente elevata. Siamo in tanti a vivere in un territorio ormai saturo ed ecco che, diciamo, un nucleo di persone con la tecnologia attuale può fare dei danni veramente molto importanti. Ecco. Ecco, invece torniamo con Paolo Viezzi. Hai sentito quello che ha detto il Presidente, so che aveva qualche cosa forse da dire, ma al di là di questo mi interessa proprio il rapporto, non so, tra Federcaccia, le istituzioni, anche a livello politico. So che c'erano state, no, col piano faunistico regionale delle questioni. Ecco, mi interessa questo, un po' anche proprio la vostra collaborazione con enti, associazioni che in qualche modo... come voi vogliono tutelare questo ambiente che poi è anche il vostro mondo in un certo senso. Sì, l'intervento del Presidente del Parco mi ha particolarmente infastidito perché generalizzare e soprattutto aprire il suo intervento dicendo finalmente il mondo venatorio è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. Che sappia o non sappia il Presidente del Parco, Federcaccia Friuli Venezia Giulia, ormai da 20 anni, da quando in qualche misura la presiedo, in un modo o nell'altro la presiedo, ha un corpo di vigilanza volontario che non percepisce una lira ma lavora continuamente a contatto con il Corpo Forestale dello Stato. Eravamo coordinati dalla Polizia Provinciale precedentemente, oggi lo siamo dal Corpo Forestale Regionale, abbiamo più di una ventina di guardie che sono volontarie, che sono costantemente sul territorio e molte di quelle 100 segnalazioni di cui faceva riferimento provengono da verbalizzazioni o da contestazioni che sono fatte dal mondo venatorio, quindi dalla vigilanza del mondo venatorio. Allora sentirmi dire che finalmente il mondo venatorio dà un segno di discontinuità, a meno che non si riferisse a quel particolare... Ma faceva riferimento alla notizia data dai giornali sull'intervento del distretto venatorio della riserva di Venzone, come se questa appunto fosse un'eccezionalità, quando è assolutamente una regola quella per cui le associazioni riconosciute a livello nazionale che riguardano l'attività venatoria siano in stretto collegamento, anche sotto il profilo del controllo del territorio, del controllo dei comportamenti, siano con il Corpo Forestale regionale in questo momento. E credo che debbono darcene atto perché questo avviene. E anche in orario notturno lo fanno, quindi volontari che fanno un'attività che se fosse all'interno delle istituzioni avrebbe ben altro tipo di retribuzione. Questo è diciamo, il primo aspetto che trovavo importante segnalare. Per quel che riguarda il piano faunistico, la domanda che lei mi ha fatto, il piano faunistico, come è noto, lo abbiamo come Federazione Italiana da Caccia impugnato e c'è una sentenza del TAR che ne ha dichiarato l'annullamento per tutta una serie di vizi, anche se il Consiglio di Stato diciamo, deve ancora decidere sul merito di questa vicenda.
ma diciamo, le ragioni di criticità non sono legate, cioè, anzi, se vogliamo, sono legate proprio all'inidoneità di questo strumento per poter raggiungere gli obiettivi di miglior conservazione possibile, proprio in quella contemporazione degli interessi che riguardano le varie attività antropiche, che dobbiamo farle coesistere. E devo dire che quel documento è un documento profondamente sbagliato, anche negli obiettivi di gestione, ripeto, ed è sbagliato nel momento in cui va ulteriormente ad aggravare tutti quegli adempimenti meramente burocratici che diventano d'impiccio a una corretta gestione e a un corretto rapporto tra le istituzioni, perché è chiaro che io devo percepire un divieto come un divieto giusto. Se percepisco un divieto come un divieto che è una vessazione e che l'errore nella segnatura sul tesserino, magari ripetuto, non la mancata segnatura, ma l'errore nella modalità della segnatura, quindi l'evidenza della buona fede del cacciatore che viene sanzionato con misure anche da 20.000 euro, come è capitato in questi giorni, viene visto come una vessazione. Allora, se si vuole chiedere ad un determinato mondo di ulteriormente crescere sotto profilo culturale, anche se credo che il livello a cui è arrivato, proprio perché da anni si occupa della gestione della fauna, è già molto elevato, poi diciamo, il riconoscimento è molte volte con imposizioni di normative che sono di adempimenti che sono assolutamente irrazionali, è chiaro che poi finisce per rompere o rischiare di rompere questo rapporto di collaborazione. Ecco, grazie allora Paolo Viezi. Io devo dire che comunque abbiamo sentito anche notizie confortanti stasera, innanzitutto sul fatto che noi ci troviamo in una situazione non così male, anzi mi pare, e anche tutto sommato collaborativa. Sì, da parte mia bisogna parlare, bisogna creare tavoli di discussione e trovare sempre soluzioni che siano utili alla collettività, tutti noi, no? Insomma, quindi questo è il mio messaggio. E un messaggio che mi interessa è quello della reintroduzione dell'Ibis eremita e qui Nicoletta Perco puoi raccontarci un po' la storia di questo progetto e anche un po' da dove viene, quando si è anche estinto l'eremita da noi, l'Ibis eremita da noi, e come è nata l'idea poi di riportarlo? Sì, allora diciamo il progetto è nato in Austria già negli anni all'inizio del 2000, nel 2002, per riportare questa specie in Europa, dove si era estinta già, secondo la maggior parte delle testimonianze, 500 anni fa, ma in realtà forse c'è qualche ipotesi secondo la quale la specie fosse presente nella vicina Slovenia anche fino a circa 200 anni fa, quindi forse con qualche esemplare anche più di recente. E questo progetto è un progetto molto ambizioso e vuole insegnare a questi uccelli addirittura la rotta di migrazione. Infatti i quartieri riproduttivi sono stati scelti proprio in Austria e in Baviera, poiché lì vi sono numerose testimonianze storiche riguardanti la presenza della specie. Però la specie un tempo migrava appunto raggiungendo i quartieri di svernamento in Africa. Tuttavia questi uccelli hanno perso memoria proprio di questa rotta di migrazione e quindi per portarli in un quartiere più caldo, che in questo caso si trova in Italia, in Toscana, gli viene insegnata la rotta di migrazione proprio dall'uomo. Quindi vengono classico, allevati da piccoli con il metodo dell'imprinting, e quindi ci sono delle persone proprio che si dedicano a loro, l'avevo fatto anch'io anni fa, e poi vengono guidati appunto fino alla Toscana. Una volta imparata la rotta, gli uccelli sono in grado di ripercorrerla in maniera autonoma. Ed è qui che diciamo arrivano un po' le difficoltà, perché purtroppo appunto soprattutto anche quest'anno uno degli ostacoli a questo progetto è il bracconaggio a carico di questi uccelli, che pur essendo comunque degli uccelli molto rari, addirittura non fanno ancora parte dell'avifauna italiana e europea, perché appunto sono in fase di reintroduzione, però comunque essendo uno degli uccelli più rari al mondo, è una specie che assolutamente è tutelata.
Nonostante ciò vengono comunque ogni tanto abbattuti. Non da noi, ricordiamo, no? Questo è No, successo infatti fuori. bisogna dire che in Friuli Venezia Giulia non abbiamo, eccetto un dato ma di parecchi anni fa, non abbiamo dati recenti insomma di abbattimenti nella nostra regione. Purtroppo quest'anno però abbiamo avuto addirittura 5 casi di bracconaggio, di cui 2 in Veneto, 1 nel Bresciano e 2 in Toscana. E noi insomma comunque abbiamo iniziato nell'ambito di questo progetto una campagna di collaborazione col mondo venatorio, in primo luogo proprio con la Federcaccia, che addirittura ha adottato virtualmente uno di questi IBIS che come avete intravisto si possono seguire addirittura con una app gratuita, Animal GPS, Tracker, sì, perché hanno tutti il GPS. E quindi ci hanno anche aiutato, devo dire, anche quest'anno negli avvistamenti. Sono in molti tra i cacciatori che appoggiano il nostro progetto e anzi, insomma, sono ben contenti di collaborare, perché forse, almeno dal mio punto di vista, si potrebbe dire che forse finalmente il mondo della conservazione sta tentando di fare un passo per avvicinarsi magari al mondo venatorio. Almeno questa è la mia opinione, perché vedo che spesso i progetti di conservazione tendono un po' a non voler coinvolgere, informare e chiedere anche proprio l'aiuto del mondo venatorio, che può dare che è uno degli elementi. Sì, può dare un grosso contributo anche proprio dal punto di vista del controllo e del monitoraggio, insomma. Purtroppo il nostro tempo è finito, ma io spero che la puntata sia stata interessante, è un tema anche complesso per certi versi, però abbiamo avuto, almeno dalla nostra regione, e non solo, da quello che diceva anche adesso Nicoletta Perco, abbiamo avuto anche delle buone notizie, no? E ci auguriamo insomma che la cosa vada sempre meglio a favore di questa biodiversità, che è una delle ricchezze del Friuli Venezia Giulia e che credo stia a cuore a tutti. A me non mi rimane che ringraziare gli ospiti, Dario Di Gallo, ispettore del Corpo Forestale, la naturalista Nicoletta Perco e il presidente regionale di Federcaccia, Paolo Viezzi. Grazie a voi per essere stati a Meteo Weekend, l'appuntamento è a venerdì prossimo, ma con il meteo ci vediamo lunedì mattina con ore 7, arrivederci. Questo programma vi è stato offerto da Onoranze Funebri Amadeus.